Tiago Sosa, cosa sta succedendo al Trissino? Perché fin qui percorso netto, poi in 3 giorni 2 sconfitte, al Capannino una partita da playoff, combattutissima fino alla fine. È un momento che non stiamo a mettere la palla dentro, sono momenti della stagione che succede, che stiamo a creare, stiamo a arrivare in porta, ma sta a mancare fare gol e dopo abbiamo oggi sbagliato 2 o 3 azioni in difesa che abbiamo pagato caro e adesso continuiamo prima nella classifica e fare il nostro lavoro, abbiamo una partita più e finire bene quest'anno. Certo. Credo che la gara sia girata forse sulla punizione del 3-1 proprio all'inizio del secondo tempo, perché eravate entrati insomma, decisi a rimontare, lì vanno ricacciato lontano. Sì, è difficile cominciare un secondo tempo con un gol 3-1, era un momento importante di fare prima il 2-2 che prende il 3-1, abbiamo preso quello gol lì, ma dopo il carattere della mia squadra abbiamo dimostrato che abbiamo carattere perché continuiamo a credere che era possibile arrivare, era possibile fare gol, ma oggi abbiamo sbagliato 2 punizioni di prima, abbiamo sbagliato a porta vuota, abbiamo sbagliato tanto contropiede e quando è così è difficile, è importante adesso capire quello che stiamo a sbagliare nel momento della finalizzazione per sistemare questo e cominciare a fare il gol che è il normale di questa squadra, perché noi siamo una squadra che fa tanti gol tutte le stagioni, non è normale arrivare a questo momento della stagione e avere tanta difficoltà in fare gol. La verità è che abbiamo fatto 4 gol in 2 partite, che non è normale per noi. Adesso è continuare a lavorare, fare il nostro lavoro, cercare dove stiamo sbagliando per non tornare a succedere. Certo. Tanto complimenti per l'italiano perché dall'anno scorso sei migliorato tantissimo. Grazie mille.